Non un ragazzino annoiato o il solito vandalo, ma un'anziana che gira tra le auto sostenendosi sul suo deambulatore e imbrattando le vetture in sosta. La denuncia arriva via social nel gruppo dei residenti del comune di Santa Lucia di Piave, dove una delle vittime ha postato tanto di foto del cofano della sua auto, una Fiat Punto, su cui la pensionata ha scritto con un pennarello, mentre l'automobilista, preso di mira, era dentro alla tabaccheria. Eloquente il messaggio: cretino impara. All'origine della personale protesta dell'anziana ci sarebbero le macchine che impediscono il passaggio ai pedoni e in particolare a lei che si muove appunto col deambulatore, quelle lasciate magari per qualche minuto a ridosso o sulle strisce pedonali o quelle sui marciapiedi. Anche Santa Lucia ha il suo Bansky, ma a differenza dell'anonimo artista, questo si cela dietro una signora ben vestita che gira con un carrello deambulatore, ha scritto l'automobilista sui social. Ho scoperto a malincuore che la mia è l'ultima di una lunga serie di opere d'arte. Aspettando che il mio cofano venga battuto all'asta, vi invito a fare attenzione.